Presidente, oggi con Ivan Controneo e i giovanissimi attori si presenta da Udine in anteprima un progetto molto importante sostenuto anche da Film Commission. Beh, sicuramente un progetto importante che qualifica l'attività che stiamo svolgendo sul territorio, la ricerca di location che in qualche modo rendano riconoscibile, visibile e anche conosciuta la nostra regione. Devo dire che il risultato è davvero straordinario, sono anche un volano di occupazione e di economia. Però in questo momento, in particolare questo film ci rende molto orgogliosi perché parliamo di un tema delicatissimo come quello del bullismo, dell'omofobia, delle discriminazioni, lo facciamo all'interno di una scuola di Udine, lo facciamo con dei ragazzi giovanissimi e finalmente è un film che veramente parla a loro e parla di loro e quindi ne siamo particolarmente ancora di più orgogliosi. La presentazione oggi di Un bacio parte con un'inedita presentazione. Siamo in una scuola, non è una conferenza stampa usuale. Sì, non è una conferenza stampa usuale perché abbiamo scelto un percorso non usuale per mostrare il film che non parte da una conferenza stampa per giornalisti, critici, esperti di cinema, ma parte dai ragazzi. Quindi oggi da Udine parte un tour che comprende 6 città, e cioè oltre a Udine, Ferrara, Genova, Pisa, Bari e poi Roma, dove ci sarà finalmente la conferenza stampa con le persone che si occupano di cinema, perché io, in accordo con la produzione, con Alice nella città e la Fondazione Cinema per Roma eccetera, abbiamo deciso, e il patrocinio dell'Autorità Garante per l'Infanzia, scusate, abbiamo deciso di mostrare il film ai ragazzi prima. Il film è un film che parla di adolescenti, parla di bullismo, parla degli schemi che impediscono ai ragazzi di essere felici. Per me è stato molto importante dall'inizio avere una risposta dei ragazzi su questo film. Si fanno, io credo, pochi film dedicati ai ragazzi, pochi film dal loro punto di vista. Io ho cercato di farlo, ho cercato di mettermi dal loro punto di vista e di raccontare questa stagione straordinaria della vita in cui tutto accade per la prima volta, e però tutto è molto epico ed è anche molto pericoloso. È la stagione della vita in cui tutti siamo stati, o per i ragazzi adesso siamo, esposti maggiormente alla violenza. E quindi sono molto contento che ci siano dei ragazzi che da oggi, e con le proiezioni che cominciano questa mattina a Udine, potranno parlare del film, commentarlo sui social, confrontarsi tra di loro, parlare con me e con i 3 attori protagonisti del film che accompagneranno tutto questo tour. Che cosa ha scoperto in questo viaggio che è partito dal Friuli Venezia Giulia? Beh, ho scoperto tante cose, ho incontrato i ragazzi soprattutto, questo dall'inizio, da quando abbiamo fatto dei casting aperti che hanno coinvolto più di 1500 ragazzi, e ho incontrato dei ragazzi che volevano parlare di quello che stava accadendo alla loro età, parlare delle loro passioni, dei loro amori, delle loro paure, e volevano parlare di quello che avevano visto accadere, del bullismo, delle forme di discriminazione a cui avevano assistito. Molte delle persone, dei ragazzi che hanno partecipato ai casting, hanno detto di voler partecipare al film e di voler essere nel film, anche in un ruolo piccolo, secondario, anche come quindi un ruolo senza battute, perché erano interessati al tema del film. L'altra cosa che ho scoperto poi facendolo il film è che questa generazione è una generazione di ragazzi molto in gamba, molto preparati, talvolta spaventati, e che io credo che la responsabilità degli spaventi, la responsabilità delle paure dei ragazzi è nostra, perché gli insulti che vengono indirizzati a loro, le etichette con cui loro vengono ingabbiati, sono le stesse etichette che loro ritrovano nella società degli adulti. Certi insulti non sono insulti soltanto per la generazione degli adolescenti, certi insulti rivolti all'orientamento sessuale dei ragazzi, oppure alla disponibilità per una ragazza di scegliere il proprio percorso sentimentale e sessuale, sono degli insulti che questi ragazzi ritrovano pari pari nella vita degli adulti, e quindi capiscono che quelle sono etichette pericolose, che certi insulti esistono anche nel mondo degli adulti. Beh, io penso che sia nostra responsabilità chiarire che le forme di discriminazione che riguardano il sesso, il genere delle persone, l'orientamento sessuale delle persone, ma anche il ceto sociale, il colore della pelle, insomma le scelte di vita che facciamo, le caratteristiche che abbiamo, sono delle etichette stupide, e credo che questa idea di società inclusiva debba venire dagli adulti, perché il bullismo non rappresenti più un pericolo per i ragazzi.